settore. Coronavirus, 6 mesi di emergenza sanitaria decisi dal governo, ma costante l'invito ai cittadini a non avere paura. Vertice in regione in queste ore con il governatore Zaia. Intanto si moltiplicano anche in Veneto i casi di isolamento domiciliare precauzionale. Caccia ai 4 banditi che a Jesolo hanno assaltato una villetta aggredendo una 89enne, la figlia e la badante. Le parole di una delle vittime: ci è andata bene che siamo salve, ma lo shock è grande. In un messaggio su Facebook ai cittadini stremati dai ladri, l'avvertimento del sindaco di Solesino: ai banditi, se entrate in piedi a casa nostra rischiate di uscirne distesi. Periodo di super lavoro per le procure del Veneto impegnate sul fronte delle truffe bancarie e della lotta alla mafia. Per il procuratore generale serve l'aiuto della comunità, basta omertà, dice. Brexit dalla mezzanotte. Regno Unito ha detto addio all'Unione Europea. L'attesa delle imprese per l'accordo che si spera non sarà penalizzante per l'economia veneta. Inciderai ieri sera ad Albignasego per la fiaccolata a sostegno a Don Marino. Intanto l'ex parroco di San Lorenzo ascoltato in procura per i presunti casi di pedofilia denunciati. Si è conclusa a Conegliano la mostra concorso Decora il Natale, tradizionale rassegna di opere a tema natalizio realizzate dagli studenti con materiale di riciclo. Telespettatori di Antenna 3, buongiorno e bentrovati. La prima edizione dei nostri telegiornali è dunque in primo piano l'emergenza coronavirus con il governo che, sapete, ha decretato lo stato di emergenza per 6 mesi, ma il Ministro della Salute Speranza invita i cittadini a non avere paura. Intanto continuano in Veneto i casi di isolamento domiciliare precauzionale. Stato di emergenza nazionale per 6 mesi. Il governo ha affidato alla protezione civile la gestione dell'epidemia di coronavirus. Commissario il capo della protezione civile Angelo Borrelli, che ha l'incarico di gestire l'emergenza. L'ordinanza prevede tutta una serie di misure da attuare, i controlli negli aeroporti, lo stop ai voli da e per la Cina e le norme da seguire per i passeggeri anche provenienti da scali intermedi. Le aziende sanitarie sono state allertate, si stanno predisponendo i piani da mettere in atto qualora la situazione sul nostro territorio dovesse peggiorare. Seguiamo le indicazioni dei nostri istituti scientifici e del Centro Europeo per il controllo delle malattie, ribadisce il Ministro della Salute Roberto Speranza. Il mio messaggio è questo: l'Italia è un grande paese, abbiamo uno dei migliori servizi sanitari del mondo. Abbiamo voluto in maniera precauzionale alzare il livello di guardia in questo momento come nessun altro paese in Europa, quindi ci sono tutte le condizioni per gestire in maniera assolutamente positiva e trasparente l'evolversi di questa vicenda. Intanto si moltiplicano anche in Veneto i casi di persone in isolamento domiciliare precauzionale. È il caso di una famiglia cinese, genitori e 3 figli residenti in Polesine, rientrati dalla Cina dove erano stati per il Capodanno. Non presentano alcun sintomo, ma il protocollo prevede che a scopo precauzionale rimangano in casa per 2 settimane e stessa precauzione anche per uno studente del Bellunese che, rientrato nei giorni scorsi dalla Cina dove stava svolgendo un tirocinio al consolato, resterà in isolamento nella propria abitazione per 2 settimane. Lo ha accennato Marta Marangon nel servizio, il caso dello studente bellunese. Allora abbiamo raggiunto, la nostra Tiziana Bolognani ha raggiunto al telefono la mamma di Davide Barattini, il giovane di Polpette, di Ponte delle Alpi, lo studente di relazioni internazionali all'Università di Firenze, rientrato, come diceva nel servizio Marta Marangon, dalla Cina l'altro ieri e in isolamento domiciliare precauzionale. Sentiamo alcune parole della mamma sulle condizioni del figlio. Il suo figlio come sta? Sta bene, ma è partito che stava bene, sta bene tuttora e naturalmente per precauzione gli porto la mascherina perché io comunque da genitore ho contattato il reparto malattie infettive qui di Belluno, ho parlato con il virologo e gli ho detto per buon senso di tutti rimarrà dentro a casa 15 giorni, che in 14 giorni il tempo di vedere questa incubazione. Porta la mascherina perché comunque vuole essere sicuro anche nei nostri confronti non è obbligato, però lui ha detto io preferisco fare così e naturalmente evitare mali contatti, non so, però come le ripeto in questo momento sta bene e speriamo che duri tutto il periodo che rimane dentro casa, insomma.
Queste le parole dunque della mamma del giovane studente bellunese. Nel frattempo, l'avete sentito anche dai titoli, è in corso in queste ore il vertice indetto dal governatore del Veneto Luca Zaia. Vedete le immagini con a fianco l'assessore alla sanità Lazzarin, il direttore generale della sanità Mantoan e tutti i direttori generali delle ULS Venete, appunto per fare il punto della situazione. Il nostro Cristian Arboit sta seguendo questo importante vertice, sta anche aggiornando insomma, su alcune delle novità che stanno arrivando dal vertice. Peraltro c'è stata anche una telefonata in diretta del commissario Borrelli appunto per l'emergenza coronavirus. Nelle prossime ore, a quanto emerge dal vertice, sta emergendo, sarà emanata una circolare con cui si dirà che i soggetti senza sintomi rientro dalla Cina possono frequentare la scuola o il lavoro. Insomma, no a quarantene senza che vi siano i sintomi. Questo può essere importante appunto per le persone che abbiamo sentito sono in isolamento precauzionale. Borrelli al telefono ha ribadito che il tema dei ponti aerei è all'ordine del giorno e intanto la situazione di Verona, la receptionist che aveva avuto contatti con la coppia cinese che è invece contagiata dal coronavirus ma che si trova ricoverata a Roma, la receptionist continua a non presentare sintomi. Questa è una buona notizia. Allora parliamo adesso, l'abbiamo raccontato ieri, dei due turisti cinesi ricoverati a Roma che sono passati a Verona. È uno degli elementi allo studio della task force regionale. Hanno soggiornato una notte a Verona i due turisti cinesi contagiati dal coronavirus e ricoverati a Roma. In queste ore è stato ricostruito l'itinerario del loro viaggio in Italia dopo l'atterraggio a Malpensa lo scorso 23 gennaio. La direzione regionale del Veneto ha inviato i sanitari del Dipartimento di Prevenzione dell'USL 9 Scaligera ad effettuare le indagini necessarie nell'hotel dove hanno pernottato. Una persona infatti avrebbe avuto contatti con i due ed è già stato messo in sorveglianza attiva. Intanto la task force regionale per le emergenze con base all'ospedale di Padova si è riunita venerdì mattina per fare il punto della situazione e decidere i percorsi sanitari per eventuali pazienti affetti da coronavirus. Sono infatti arrivati i test per analizzare i tamponi respiratori. Adesso stiamo veramente arrivando ad avere questi primer per fare questa indagine diagnostica e poi nel giro di poche ore, proprio 4-5 ore, dovremo avere la risposta della presenza o meno del coronavirus nel paziente sospetto. Intanto il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria che consente di velocizzare l'organizzazione degli strumenti per affrontare gli eventuali casi di diffusione del coronavirus. La task force padovana sta monitorando quasi una decina di casi. Ci sono dei casi di persone che sono tornate dalla Cina da meno di 14 giorni e che quindi vogliono alcuni essere rassicurati perché stanno assolutamente bene, quindi questi hanno solo la necessità di mantenere l'isolamento domiciliare. Poi ci sono altri che possono avere altri sintomi respiratori, nella maggior parte dei casi sintomi blandi. Anche questi li testiamo comunque per il coronavirus e dovranno rimanere domiciliati a casa. Solo in alcuni casi abbiamo previsto e stiamo facendo il ricovero ospedaliero. Un virus ancora poco conosciuto ma aggressivo che provoca sindromi respiratorie acute. L'isolamento al momento è una delle forme più efficaci per prevenire il contagio. I medici però avvertono: non bisogna creare allarmismi o pregiudizi, basta evitare i contatti con persone appena rientrate dalla Cina. Sarebbe possibile anche la trasmissione da parte di soggetti asintomatici. È per quello che noi, come del resto in tutte le malattie infettive, dobbiamo essere molto tempestivi nella prevenzione. Lasciamo adesso la pagina sul coronavirus, apriamo quella della cronaca con la terribile vicenda della rapina nella villetta di Jesolo Paese con una 89enne, la figlia e la badante aggredite e legate dai 4 banditi. Guardi, è andato bene che ci siamo salvate, ma siamo molto sotto shock e non abbiamo più voglia di vivere questa cosa. Ecco. 4, corporatura media, passamontagna in volto, tute nere. 4 fantasmi che si materializzano all'ora di cena e danno inizio all'incubo. Sono i banditi ai quali le forze dell'ordine danno la caccia, cercando tracce, ascoltando le testimonianze delle vittime per carpire qualche particolare risolutore che possa consentire di individuarli.
Le urla polizia, polizia scuotono il silenzio di una villetta di Jesolo Paese dove Palmira Galvano, 89 anni, e la figlia Marta, vedova di Enzo Busolin, storico titolare dell'hotel Mirafiori, si stanno preparando alla cena assieme alla badante dell'anziana, Tatiana. Poco più tardi aspettano delle amiche per il burraco, ma questo non ferma i banditi. I 4 entrano dal retro, piano evidentemente studiato nei giorni precedenti, e quelle urla polizia, polizia servono forse per confonderle e distrarle. In un attimo è la violenza. La badante cerca di reagire e viene colpita al volto con un forte schiaffo, poi legata. Stessa sorte per l'89enne, mentre la figlia è costretta con la forza a guidare il rapinatore al piano di sopra per la razzia di gioielli e denaro in gran quantità, prima di essere a sua volta legata mani e caviglie con fascette di plastica. Bottino incerto, ma potrebbe aggirarsi sui 50.000 euro. Poi la fuga dei malviventi, anche perché nel frattempo un cellulare e il telefono di casa hanno cominciato a squillare. Al citofono infatti c'è una delle amiche venuta per il burraco e sta chiamando perché nessuno risponde. I banditi fuggono da dove sono venuti, non prima di gridare stavolta Allah Akbar, anche qui, come credono gli inquirenti, per confondere le donne. Da qualche parte vicino forse li attende un complice in auto. Poi ancora minuti di disperazione, la figlia dell'anziana che riesce a trascinarsi alla porta per aprirla faticosamente. La scena terribile di fronte all'amica, l'allarme e la polizia e l'inizio di una caccia all'uomo, tuttora in corso. Sul fronte sicurezza, l'avvertimento shock del sindaco di Solesino, siamo nel Padovano, ai ladri, un vero e proprio avvertimento su Facebook, guardate. Se un ladro entra in casa nostra in piedi dovrebbe sapere che potrebbe uscirne steso. Non usa mezzi termini il sindaco di Solesino Elvi Bentani e con questa frase chiude un lungo messaggio su Facebook con il quale avverte da un lato i cittadini di controllare le case e dall'altro i ladri delle conseguenze che potrebbero patire in caso di incursioni nelle abitazioni. Il comune di Solesino nella Bassa Padovana nell'ultimo periodo è stato bersagliato dai furti e così il primo cittadino, non nuovo ad espressioni colorite ed azioni eclatanti come la decisione di dotare i vigili di pistole semiautomatiche e giubbotti antiproiettili, ha deciso di inviare un chiaro messaggio molto forte. Bentani ha chiesto ai suoi concittadini massima attenzione e collaborazione, segnalando auto sospette e cercando se possibile di fornire le targhe ai carabinieri e ai vigili, che così potranno intervenire prontamente per sventare i furti. Ma l'avvertimento finale lo riserva proprio ai malintenzionati. Secondo il sindaco, infatti, non dovrebbe esistere eccesso di legittima difesa. Sicurezza anche nei centri storici delle grandi città, dei capoluoghi, come ad esempio a Vicenza, dove da ieri è partito il servizio di controllo straordinario con le pattuglie appiedate delle forze dell'ordine. Sembra quasi uno struscio lungo il corso Palladio, se non fosse per la divisa. In realtà sono le pattuglie appiedate volute dal prefetto di Vicenza Signoriello e condivise da amministrazione e questore. Il centro storico diviso in 2 aree, dove il controllo appiedato del territorio viene affidato a coppie di agenti della polizia, di vigili urbani, carabinieri e finanzieri, questi ultimi in borghese. Obiettivo: prevenzione e contrasto di quegli odiosi fenomeni di microcriminalità, dallo scippo al furto con destrezza all'accattonaggio molesto, ma anche garantire al contempo quella percezione della sicurezza tanto cara ai cittadini. C'è questo senso di incertezza nella gente, abbiamo tutti questa percezione della mancanza di sicurezza e quindi credo che questo serva a rassicurare le persone e sia assolutamente utile. E serve a sentirsi più sicuri? Sicuramente sì, sono convinta. E vengono il fine settimana o dovrebbero essere tutti i giorni? Secondo me tutti i giorni. Io penso di sì, io penso proprio di sì. Secondo lei sarebbe più opportuno, loro fanno il fine settimana, ma se ci fossero tutti i giorni? Meglio ancora. Una cosa utile sarà sempre utile, diciamo una cosa in più, quindi va bene. Una presenza discreta, quasi impercettibile tra la gente del fine settimana. Le pattuglie passeggiano tra le vie del centro storico il venerdì e il sabato dalle 14 alle 20. Punti di riferimento per i cittadini a rotazione il camper della polizia in piazza Castello, mentre in piazza Matteotti quello dei carabinieri. E intanto neanche il tempo di partire con il nuovo servizio che in mattinata la polizia locale è intervenuta in corso Palladio, dove una 21enne ha prima chiesto l'elemosina ad una ragazza seduta ad un bar e poi ha strappato di mano il portafoglio per fuggire verso piazza Castello. Individuata dalla polizia locale è stata denunciata e segnalata all'autorità per violazione del foglio di via.
Sono giornate ancora una volta terribili in tutta Italia per i femminicidi, con ancora tante, troppe vittime, e a Mestre si è rischiato in queste ore un'altra tragedia. Ci racconta quanto accaduto Ilaria Marchiori. Ilaria. Buongiorno da Venezia. Un portoghese di 29 anni è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di tentate lesioni aggravate con arma da taglio e maltrattamenti in famiglia nei confronti dell'ex compagna. Il 29enne infatti non ha mai accettato la fine della relazione e da settembre ha messo in atto un'escalation di comportamenti minacciosi, soprattutto violenti, nei confronti dell'ex convivente. Chiamate, messaggi incessanti, richieste continue di incontri e anche minacce di morte. Non faceva che molestarla. La donna però aveva paura di denunciare tutto alla polizia per timore di una sua reazione. Fino a mercoledì sera, quando dopo averla tempestata nuovamente con centinaia di telefonate e messaggi, si è fatto trovare per l'ennesima volta sotto casa dei genitori della ragazza dove lei vive e dopo averla aggredita ha anche cercato di ferire suo padre con un taglierino. A quel punto la ragazza ha chiamato il 113 che ha attivato subito la procedura di emergenza di codice rosso chiedendo un immediato intervento della procura che poi ha emesso l'ordinanza di custodia cautelare. Da Venezia è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie a Ilaria Marchiori. A Venezia in queste ore non è solo in corso il vertice sul coronavirus, ma anche l'inaugurazione dell'anno giudiziario. Tra i tanti dati che stanno emergendo anche il fatto un aumento significativo di procedimenti per i reati economici legati alle vicende delle cosiddette ex banche popolari veneti, nonché i reati di associazione per delinquere con infiltrazioni di criminalità proveniente da altre regioni d'Italia, insomma banche e mafia, e proprio su questo settore lo procuratore generale parla di omertà, continua purtroppo a parlare di omertà e chiede maggiore collaborazione dei cittadini. Il contrasto giudiziario è fondamentale, ineludibile se si vuole effettivamente tentare di resistere all'impatto della criminalità organizzata, ma d'altro lato è soltanto un punto di partenza, dovrebbe essere l'occasione per una presa di coscienza della collettività. Sulla criminalità nord-est ognuno è chiamato a fare la propria parte, la giustizia da sola non basta, sono parole importanti quelle del procuratore generale Antonio Mura che guarda al super lavoro delle procure territoriali sul fronte della lotta alla mafia, emblematico il caso della camorra a Eraclea con l'udienza preliminare ancora in corso nell'aula bunker di Mestre, ma ci sono anche i processi per l''ndrangheta, oltre un centinaio gli indagati. Chiaro che serva l'aiuto di cittadini e imprese ed è lo stesso Mura a parlare di omertà. Anzitutto si eviti di sottovalutare fenomeni come per esempio il riciclaggio, che sono invece proprio linfa per le associazioni criminali, e d'altro lato si eviti quel pericolo della omertà che diventa lo scudo dietro cui lavorano, prosperano le associazioni criminali. Altro fronte che ha visto la magistratura inquirente all'opera, quello delle banche venete. Oltre ai processi principali si è aperta una miriade di subprocedimenti, un vero e proprio indotto, ma anche qui servono risorse ulteriori. Nell'epoca digitale in Corte d'Appello manca una figura specializzata in statistica e il centro informatico di riferimento si trova a Brescia. Senza un rinforzo da questo punto di vista si rischia davvero che tutto questo impegno sia vanificato. Altro capitolo quanto mai di attualità quello dell'odio sia social che nella vita reale. Come per la mafia, anche qui il fattore è culturale. Sensibilizzare la cittadinanza in genere, soprattutto i giovani, alle implicazioni di questi reati, di queste condotte che altrimenti sottovalutate rischiano poi di portare frutti avvelenati nel lungo periodo. Dalla mezzanotte il Regno Unito ha detto addio, sarebbe meglio dire goodbye, all'Unione Europea, avvenimento storico che le imprese venete guardano con attesa per capire cosa accadrà anche nei prossimi mesi. La Gran Bretagna dice ufficialmente addio all'Unione Europea. Dopo 47 anni di vita in comune, i sudditi di Sua Maestà prenderanno una strada diversa da quella del continente e le conseguenze economiche non mancheranno di farsi sentire, anche se non da subito, visto che dal 1° febbraio si apre un periodo di transizione di 11 mesi. Dal punto di vista doganale e degli scambi con il Regno Unito, nulla, nel senso che c'è un periodo transitorio fino alla fine di quest'anno entro il quale negoziare un accordo di libero scambio. Di certo agli inglesi piace il Made in Italy, 4º volume come mercato di esportazioni per le province di Treviso e Padova. Tra l'altro nell'ultimo anno le esportazioni verso il Regno Unito sono anche
migliorate, sono aumentate del quasi 5%, quindi è un mercato che diventa il terzo europeo e il quarto complessivamente mondiale per l'economia trevigiana ed anche per quella veneta, quindi bisogna stare attenti. I settori maggiormente coinvolti sono l'agroalimentare, la metalmeccanica di precisione, il sistema moda. Non vogliamo né fare tanta diciamo così, preoccupazione, perché abbiamo 11 mesi di tempo per attrezzarsi, però ripeto, risolverla in una maniera rispetto a un'altra è importante. Parliamo di centinaia di milioni di euro di export trevigiano che va verso il Regno Unito. Di qui l'importanza di trovare un accordo che regoli la circolazione delle persone, delle merci, dei capitali. È interesse sia dell'Unione Europea sia del Regno Unito negoziare un accordo di libero scambio che eviti l'imposizione di dazi, perché gli interessi principali del Regno Unito sono in Europa in questo momento interessi commerciali e viceversa. Pochi istanti di pubblicità e torniamo subito. Rieccoci in studio, la prima edizione del nostro telegiornale. Ripartiamo da Padova, dal padovano, da Albignasico, dove ieri sera in centinaia i fedeli della parrocchia di San Lorenzo, ma non solo, sono scesi in strada per solidarietà con l'ex parroco Don Marino. Il nostro Don Marino. Una fiaccolata silenziosa partita dal sagrato della chiesa di San Lorenzo di Albignasico che si è snodata lungo le strade del quartiere. Eccoli i parrocchiani di Don Marino, i fedeli che lo ascoltavano dai banchi della chiesa tutte le domeniche e che ora non hanno voluto fargli mancare il sostegno in questo periodo difficile. Per stare vicino a Don Marino, che per noi ha fatto molto e con il cuore vogliamo dirgli che ci siamo. Che siamo con lui. Noi crediamo in tutto quello che Don Marino ha fatto in questi anni e siamo con lui fino alla fine. Don Marino non meritava arrivare a questo punto. La manifestazione è perché la comunità, la parrocchia ha bisogno di esprimere il proprio affetto a Don Marino e noi con questa veglia silenziosa speriamo che possa essere un segnale che la maggioranza di noi rivuole Don Marino con noi. Pro Don Marino è né contro la curia né contro le famiglie che sono state coinvolte, diciamo, dai suoi presunti atteggiamenti poco laicali. Per questo intendo ribadire, manifestazione pacifica. Don Marino sta affrontando un procedimento canonico per presunti comportamenti non consoni al celibato, ovvero la diocesi di Padova sta verificando una presunta relazione con una parrocchiana. Ma sono tanti i fedeli e gli amici che non ci credono e lo dimostrano con oltre 300 fiaccole accese tenute in mano. Sono arrivati perfino in pullman da Laver de Mura, parrocchia vicentina dove Don Marino aveva prestato servizio prima di arrivare ad Albignasico. Siamo qui a difendere un amico del nostro paese dove ha fatto il parco prima e anche un amico di molti altri. Siamo qui per difenderlo. Lei da dove viene? Da Laverda, siamo amici di Don Marino. Lei non crede in quello che dicono? Certamente non crediamo, siamo convinti anzi. Da dove viene? Laverda Mure. E perché siete qua stasera? Beh, per essere vicino a Don Marino. Voi non credete in quello che dicono? Beh, non posso rispondere in questo momento. Intanto nelle scorse ore Don Marino è stato ascoltato in procura dopo la sua denuncia della presenza di preti pedofili all'interno della diocesi padovana. Il sacerdote però avrebbe fornito solo informazioni generiche senza indicare nomi e luoghi. Solo in un caso sarebbe stato un po' più dettagliato. Sarebbe avvenuto nel 2004, dunque già abbondantemente prescritto per i tempi della legge, e riguarderebbe il Vicentino e proprio la parrocchia di Laver de Mura, dove Don Marino era stato chiamato per sostituire un parroco che si sarebbe macchiato di pedofilia. La procura di Vicenza aveva già indagato sull'episodio senza trovare riscontri e così l'inchiesta potrebbe avviarsi verso l'archiviazione. Problemi di ritardi sulla linea ferroviaria Udine-Venezia ieri sera, quando un'auto betoniera, la vedete nelle immagini dei Vigili del Fuoco, si è incastrata nel sottopasso ferroviario stradale di via Selghere a Lancenigo di Villorba. Sul posto subito la squadra dei Vigili del Fuoco per la sistemazione e la messa in sicurezza dei luoghi. Restiamo nella Marca, a Conegliano, con la conclusione della nona edizione della mostra concorso Decora il Natale, che ha coniugato in questi mesi il riciclo con la creatività.
Ho ascoltato con attenzione tutte le presentazioni che hanno fatto i vari bambini, i ragazzi, e devo dire che il messaggio che noi ci eravamo proposti, cioè quello di riutilizzare i materiali, sicuramente è stato raggiunto. Anche quest'anno per Decora il Natale i bambini della Marca hanno colpito nel segno. I bambini delle scuole hanno utilizzato per i loro alberi solo materiali di recupero, bottiglie, tappi, forchette, manifestando un impegno reale per la tutela dell'ambiente. Per noi è importante far passare questo messaggio del riuso, del riciclo, perché nel tempo si è purtroppo perso, e ho capito che i ragazzi questo lo hanno percepito e spero che lo portino poi a casa nelle loro famiglie. Il nuovo regolamento dell'iniziativa inoltre richiedeva ai concorrenti di presentare l'opera accompagnata da un messaggio contenente un'azione ecologica concreta da collocare sotto l'albero di cartone come se fosse un dono speciale per il pianeta. Un modo per fermare i cambiamenti climatici e trasformare i buoni propositi di ciascuno in pratica. Abbiamo deciso che quando festeggeremo i nostri compleanni useremo posati in acciaio anziché in plastica. Ed impegni concreti, soprattutto raggiungibili, i ragazzi ne hanno presi molti facendo ben sperare. Dalla promessa di non avanzare più cibo sul piatto a quella di eliminare dalla quotidianità gli oggetti usa e getta, fino alla realizzazione di un originale progetto per la raccolta di medicinali inutilizzati per i più bisognosi. È tutto per questa prima edizione, vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, arrivederci. Benvenuti al Meteo. Weekend tra occhiate di sole e qualche pioggia sul nostro territorio, ma vediamo insieme il dettaglio di sabato 1 febbraio. Sul Veneto il mese si aprirà con un cielo poco nuvoloso in montagna, nuvoloso invece in pianura dove si addenseranno più nubi basse e anche qualche foschia. Non si esclude poi della pioviggine sulle aree pianeggianti durante le ore pomeridiane. Uno sguardo alle temperature, minime comprese tra -1 e 5 gradi, massime tra 7 e 10 gradi circa. Ci spostiamo ora sul Friuli, Venezia Giulia, il cielo anche qui sarà molto nuvoloso con qualche precipitazione, specie nelle ore pomeridiane. Temperature minime tra 3 e 9 gradi, valori massimi oscillanti invece tra i 9 e i 10 gradi. Poche novità sul Trentino Alto Adige, il cielo sarà grigio ma in genere senza piogge, vedete, associate. Temperature minime tra lo 0 e i 2 gradi, massime sugli 11 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, buon proseguimento in compagnia di Antena 3. Arrivederci.